Quinta corsa dall'Arcoveggio, confronto per cavalli di 3 anni, solo 4 dopo il non partente di Golden Dark e il ritiro di Ginger Gad. Lo schieramento: 1 Geronimo Trio, 2 Massilia, 3 Glucosio Jet, 5 Geisha Road Griff. Favori per in chiusura che si contendono Massilia e Glucosio Jet, numeri 2 e 3. Veloce Massilia, che in breve si avvantaggia, va a condurre su Geronimo Trio, all'esterno invece Glucosio, in coda Geisha Road Griff. Vantaggio dunque Massilia, che completa i primi 200 metri, 15. Per il primo parziale di gara si è codato in seconda posizione Glucosio Jet davanti a Geronimo Trio, poi Geisha Road Griff. 400 iniziali in 30 e mezzo, prende 2 lunghezze abbondanti di margine Massilia, che ha in schiena comunque Glucosio Jet e Geronimo Trio. Geisha Road Griff chiude il gruppetto. I 4 procedono in fila indiana anche dopo 600 metri di gara al completamento della seconda piegata. In vantaggio è Massilia, Glucosio in scia, poi Geronimo e Geisha, e si va così tranquillamente a completare il primo mezzo miglio di corsa, che Massilia percorre in 1 e 3 con secca stoppata nel secondo quarto di gara. Nessuno muove, quindi sempre leader Massilia, Glucosio, Geronimo e Geisha Road. Chilometro che va via in 1,19. Accenna a spostare al largo a questo punto Glucosio Jet, che va decisamente su Massilia. La sua schiena presa da Geisha Road Griff. 800 alla conclusione, parziale ora in 14,8. Glucosio va ad impegnare Massilia, che replica a contatto, prova a rimanere Geronimo Trio, ma non riesce a seguire l'andatura dei primi, tanto che Geisha Road può accodarsi in terza posizione e poi ripartire all'esterno, ma viene contratta da Glucosio Jet, che la marca, e ora riparte l'attacco di Massilia. Glucosio deciso su Massilia, che reagisce bene. Glucosio Jet comunque non si dà per vinto, più indietro ha perso contatto Geisha Road Griff. Cavalli a completamento della piegata con Massilia che si mantiene in vantaggio su Glucosio Jet, che tuttavia insiste all'ingresso in retta d'arrivo. Un parziale in 14,7, ancora Massilia in vantaggio, ci prova nuovamente Glucosio Jet in grado di passare nel finale su Massilia. Vince Glucosio Jet, Massilia è seconda, al terzo più indietro Geisha Road Griff. 1,16, ma c'è un 58,2 per gli ultimi 800 metri di gara, 29,2 a chiudere per Glucosio Jet, che vince davvero bene questa prova sul doppio chilometro. Massilia fa tutto quanto deve fare, cala soltanto negli ultimi 80 metri. Via libera così per l'allievo di VP dell'Annunziata, per conto di Paolo Romanelli e della signora Karin Walter.